Noi si va avanti come al solito, c'è una città da mantenere, diceva il sindaco di Genova Marco Bucci ieri, poche ore dopo la notizia. Concetto ribadito anche da Alessandro Piana, da ieri facente funzioni del presidente e presente alla partenza del Giro d'Italia da Genova prima di una riunione di giunta. Non ci siamo fermati neanche un minuto, tant'è che ieri ognuno di noi ha mantenuto gli impegni che si era prefissato e preso in precedenza. Poi ripeto, siamo sempre anche attendisti per quanto riguarderà poi le decisioni che verranno prese nelle segreterie politiche. Mentre le istituzioni locali invitano ad aspettare sviluppi e sottolineano che il lavoro prosegue senza intoppi, l'inchiesta della Procura di Genova, che ha portato agli arresti domiciliari per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e alla custodia in carcere l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato di Iren, ha avuto una grande risonanza anche a livello nazionale, finendo sulle prime pagine dei principali quotidiani generalisti italiani. C'entra il profilo delle persone coinvolte, ma anche la gravità delle accuse mosse dai PM. Nelle oltre 600 pagine dell'ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari, Paola Faggiani, i reati ipotizzati sono corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione elettorale, reati commessi al fine di agevolare nel capoluogo ligure l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra e in particolare il clan Cammarata del mandamento di Riesi. Signorini, oggi amministratore delegato di Iren e presidente dell'autorità portuale di Genova, durante i fatti contestati è stato arrestato. L'accusa è di aver accettato somme di denaro e altri benefit dagli imprenditori Spinelli e Vianello per sbloccare alcune pratiche legate alle aree portuali. Agli arresti domiciliari sono finiti invece il presidente della regione, Giovanni Toti. I reati per cui è accusato sono quelli di corruzione e corruzione elettorale in concorso, il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, che insieme a Maurizio Testa, Arturo Angelo Testa e Venanzio Maurici, anche loro ai domiciliari, sono accusati anche del reato di associazione mafiosa per aver agevolato l'attività del clan Cammarata del mandamento di Riesi in cambio di favori elettorali. Ai domiciliari anche l'imprenditore Aldo Spinelli, accusato di aver corrotto per ottenere favori il presidente della regione Toti e Signorini. Coinvolto anche il figlio di quest'ultimo, Roberto Spinelli, per il quale è scattato invece il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale e professionale. L'accusa è sempre di corruzione in cambio di agevolazioni. Stessa misura per Mauro Vianello, imprenditore operante nell'ambito del porto di Genova, e per Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga. Domani alle 11 è in programma l'interrogatorio di garanzia per Signorini, venerdì alle 14 quello di Toti.